Ricominciamo con grande tristezza perché ci siamo sentiti abbandonati dalle istituzioni, perché alla fine non siamo riusciti a riottenere questo ritiro di licenziamenti e comunque non vediamo altra strada che il licenziamento, non abbiamo proprio più speranze. I licenziamenti dei 56 lavoratori della Exo Italia di Maserà sono stati confermati. L'incontro tra azienda, sindacati e rappresentanti del governo al Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto esito negativo. Non solo è confermata la volontà dell'azienda, di proprietà del gruppo americano Crocs, di trasferire in Bosnia e Erzegovina la produzione che fino a maggio veniva effettuata a Maserà al ritmo continuo di 7.000 paia di zoccoli di plastica al giorno, ma è stata anche respinta la richiesta di una conversione industriale del sito avanzata dai sindacati. Oggi rientriamo al lavoro dopo l'assemblea di questa mattina, dove praticamente unanimemente abbiamo deciso di riprendere la produzione con uno spirito nettamente diverso da quello che avevamo una volta. A fronte dei risultati ottenuti dalle vari incontri sia in Regione sia al Ministero, penso che le maestranze non siano soddisfatti di quanto è successo. Bocciata anche la proposta di cassa integrazione straordinaria di un anno avanzata dal Ministero. La notizia è immediatamente rimbalzata da Roma al presidio permanente che i lavoratori mantenevano giorno e notte nel piazzale di fronte ai cancelli dell'azienda, presidio che sarà tolto. La decisione è stata presa stamane al termine di un'assemblea durante la quale è stato riferito nel dettaglio l'esito del tavolo ministeriale. I dipendenti rientrano in fabbrica dove riprenderanno a lavorare fino a metà agosto, dopodiché si aprirà la procedura di licenziamento collettivo. Ora la trattativa si sposta ad un tavolo regionale che affronterà il tema delle liquidazioni.